io sono scultore, sono Iago, ciociaro, italiano, ci provo, e sono qui a Seneghe perché oggi presenterò una performance di scultura digitale, che è un po' una novità, in quanto utilizziamo una tecnologia nuova nell'applicazione, no? Che in realtà esiste per i videogiochi, la realtà aumentata, esperienze un po' così extrasensoriali, tra virgolette, però applicata all'arte, quindi quello che noi portiamo in scena oggi non è altro che la partecipazione all'atto creativo, perché chi partecipa, chi vede lo spettacolo, vede me che mi muovo come un, si può dire deficiente, sì, come un deficiente sul palco, ma in realtà poi nota l'associazione tra quel movimento e quello che viene proiettato sullo schermo, che non è altro quello che io vedo all'interno di questo visore di realtà virtuale. È molto interessante, poi c'è l'accompagnamento musicale, insomma ecco, è un momento di teatro, teatro nel senso che viviamo allo stesso tempo, quindi il fruitore vive lo stesso tempo, il mio stesso tempo, e assieme realizziamo qualcosa. Quindi il pubblico in qualche modo interviene con la propria presenza e speriamo di riuscire a fare una cosa bella. Io improvviserò perché effettivamente non so quello che farò. La sensibilità e la creatività non è che abita soltanto le grandi province, i luoghi, sai, la città. È possibile anche che in un luogo piccolo in qualche modo, come, ecco, come Seneghe, che si generi questo desiderio di bellezza. Noi speriamo, ecco, di arrivare qui e portare qualcosa umilmente in punta di piedi, perché sappiamo che la tradizione alberga ovunque, quindi con questo sentimento arriviamo, sapendo che poi alla fine le persone che partecipano sono la parte vera, reale. Noi facciamo un servizio, l'artista forse in qualche modo fa un servizio. E poi ho mangiato il casu marzo qua, che la prima volta che vengo in Sardegna vengo a Seneghe, quindi nella mia memoria porterò il ricordo che la mia Sardegna in qualche modo, da qui alla prossima volta che verrò, è Seneghe, e spero che sia una bella esperienza. È iniziata benissimo perché è iniziata a tavola, e a tavola capisci il posto.